baby should say that I no longer need the way. I miss how close we used to be. I'm skeptical about you and me. Ho iniziato con la passione per i cavalli fin da bambino. Come ti dicevo, sentire il zoccolio degli amici che passavano più vecchi a cavallo mi faceva venire anche adesso i brividi. E magari li inseguivo a piedi o in bici finché loro andavano oltre, quindi poi sì, a casa non è che c'era la possibilità di avere cavalli, quindi ho aspettato dopo il militare e presi il primo cavallo, un incrocio, un cavallo, diciamo, razza cavallo, niente di che. E da lì ho iniziato, tra virgolette, a appassionarmi sempre di più. Poi successe quel fatto lì di mia sorella che compiù gli anni insieme a me, facemmo il compleanno e mi regalò sto abbonamento per una rivista dei cavalli. E dentro c'erano degli articoli che parlavano dei morsi e dei speroni americani naturalmente, perché sta qua è tutta roba che si fa via. E io lavoravo già in officina meccanica e ho detto, ma c'è un pezzo di ferro qua, un pezzo di ferro là. Iniziai a fare i primi pezzi in maniera proprio rudimentale, che ce li ho ancora. E da lì pian piano miglioravo, poi conobbi della gente del Reining, Associazione Veneto Cavallo Reining, e andrai a fare le prime gare come col mio banchetto dove c'erano le manifestazioni di sti eventi, insomma. E lì i professionisti soprattutto iniziarono a chiedermi puoi farmi uno sperone così, puoi farmi un morso un po' più alto, più basso, più leva, meno leva. E da lì non ho mai più finito perché ogni giorno imparo un morso nuovo e una rotella nuova. Cioè no, in Veneto penso di essere l'unico, e in Italia c'è qualche altro artigiano. Comunque le richieste ti arrivano da tutto il mondo. Sì, sì, sì. Anche oggi un brasiliano chiedeva uno sperone particolare. Perché poi chi monta proprio professionalmente sa già che deve andare a prendere uno sperone, dico di qualità, un morso di qualità, perché sa la differenza. Sa la differenza che gli durerà 10 anni questo sperone, sa che gli calza perfetto, che non serve fargli niente, capito? Perché dopo diventa parte del tuo corpo quando monti a cavallo, ok? Quando monti deve essere tutt'uno. È il mio lavoro già da parecchi anni, sì, lo faccio da più di 20 anni. Proprio no, il vertice si può dire, ma 15 anni, come dici te, ho cominciato nel 93-94 e poi sono sempre andato avanti, insomma.